Allora, ritorniamo un po' su questi temi e andiamo ad affrontare, leggiamo anche i messaggi, per carità. Pensioni, sanità, istruzione vanno tutti verso un sistema privatistico dove chi ha soldi vive meglio. Non c'è scampo, non lo dico per paura di una sommossa, ma se l'italiano non si è mosso per la legge Fornero vuol dire che non hanno paura di quelli. Diciamo, ecco, proprio in riferimento... Un prestito per ciò che ho già pagato, ma dove vivono quelli? Ma neanche lo 0,1%, ma siamo impazziti, e poi ci mettono anche il 22% di tasse. Follie. Qui sono diverse situazioni che non sono favorevoli, giustamente non sono favorevoli. Si fa riferimento all'anticipo pensionistico, alla cosiddetta APE. Sì, dopo faremo anche due conti su questa cosa qua, rispondendo ad alcune email che ci sono arrivate per capire qual è la situazione. Vediamo un po' la questione. Diciamo che, tornando proprio al primo messaggio, per quanto riguarda la legge Fornero, nessuno protesta, diceva il messaggio. In effetti noi sono anni che protestiamo e adesso dobbiamo rilevare che almeno con questo governo abbiamo aperto questo tavolo di confronto grazie alla pressione che abbiamo fatto a livello nazionale. Questo tavolo, dal quale noi ci aspettavamo molto, sia dal punto di vista della revisione delle regole per quanto riguarda i lavoratori, coloro che ancora in pensione devono andare, ma anche per la revisione, per discutere di alcuni benefici per coloro che invece in pensione ci vanno già. Perché non lo dobbiamo dimenticare, Daniele lo diceva bene prima, i nostri pensionati vengono da una trentina d'anni in cui le loro pensioni hanno perso potere d'acquisto, e questo lo dobbiamo ricordare, per effetto proprio di un calcolo di rivalutazione delle pensioni che non riconosce quella che è la perdita, diciamo, che di anno in anno subiscono le pensioni per effetto dell'inflazione. Noi sul tavolo le nostre richieste ormai da anni ce l'abbiamo, adesso abbiamo questo tavolo aperto. Le questioni che riguardano i pensionati prima di tutto, prima Daniele parlava della 14ª mensilità. Attualmente spetta ai pensionati che hanno fino a 750 euro mensili lordi di pensione e non devono avere naturalmente oltre questi 750 euro mensili, possono essere anche meno di pensione, potrebbe esserci lordi, anche perché è meglio che diciamo subito che magari dicono ma io prendo 750, poi invece è compreso un po' tutto. Noi chiediamo che venga elevata, il governo noi chiedevamo che venisse elevata anche a redditi più alti. Pensate, voglio ricordare ai nostri telespettatori che nel 2007, quando avevamo ottenuto la 14ª per questa fascia di pensionati, l'accordo era che poi in quel tavolo si sarebbe discusso proprio per estenderla anche ad altri pensionati. Dal 2007 siamo nel 2016, sono passati 9 anni, bene, voglio dire, vediamo poi per dire davvero bene come si concluderanno i lavori di questo tavolo, però quantomeno nel 2016 l'abbiamo riottenuto questo tavolo, dopo 9 anni in cui noi non siamo rimasti fermi, ma abbiamo continuato a ribadire la necessità di fare questa operazione. Allora adesso, almeno dalle indiscrezioni, perché poi l'accordo vero e proprio deve essere ancora firmato, noi pare che abbiamo ottenuto di portare le 14ª anche per coloro che hanno 1.000 euro lordi di pensione al mese. Naturalmente non devono avere altri redditi, perché prima di tutto bisogna dire che il riferimento al reddito solo personale, questo l'aveva data già l'estensione come posso dire, l'innovazione di introdurre la 14ª mensilità all'epoca, il provvedimento. Noi ribadiamo, nonostante Boeri, sostituendosi al suo ruolo di Presidente dell'INPS e assumendo un ruolo politico, nonostante Boeri dica che non è giusto, noi invece
riteniamo che questo sia giusto. Molto spesso il fatto che si consideri per forza il reddito per determinare alcune provvidenze, no? Si consideri il reddito coniugale, questo lascia sempre escluse le donne, che lo voglio ricordare, sono quelle che hanno lasciato il lavoro anzitempo, magari per dedicarsi al lavoro di cura all'interno della famiglia, e che quindi per forza di cose hanno la pensione più bassa rispetto agli uomini. Il considerare soltanto il reddito individuale dà la possibilità alle donne di vedere riconosciuto valore alla loro pensione, non frutto di un provvedimento assistenziale, ma la loro pensione frutto di contributi economici versati, perché sono persone che nella loro vita hanno lavorato, hanno raggiunto il minimo contributivo poi per avere una pensione. Quindi da questo punto di vista noi speriamo che poi vada in porto il 21, dovrebbe esserci la firma del protocollo, e vediamo se questo sarà poi sottoscritto da parte del governo. L'altra cosa che pare che abbiamo ottenuto è la parificazione della no tax area, cioè dell'area esente, dell'area di pensione esente da tasse, che dovrebbe diventare a questo punto uguale a quella dei lavoratori, perché i pensionati è vero che non hanno spesi produzione reddito, no? Sono le obiezioni che talvolta sentiamo dire, ma i pensionati hanno altre spese che hanno a che fare con la sanità, con l'assistenza, con l'età che avanza. L'anziano non è che ha meno spese, ricordiamocelo, l'anziano comincia delle volte ad averne, soprattutto se è sfortunato e magari ha bisogni assistenziali, comincia ad averne veramente di alte, quindi anche questo ci sembra un riconoscimento piccolo, perché dopo alla fine porterà dei benefici solo ad una fascia di pensionati, però a quelli che ne hanno più bisogno. Assolutamente. Io sono abbastanza giovane, 36 anni, con 17 anni di contributi circa, e parto dal concetto che pensione non ce l'avrò, e senza una sommossa che prima o poi cadrà non cambierà molto, per cui se non si può avere un sistema attuale, allora che tolgano i contributi dagli stipendi e ci lasciano i soldi. Questo diciamo che è un ragionamento che però tra i più giovani è molto ricorrente. Diciamo una cosa, il sistema previdenziale pubblico è una conquista ed è una cosa da mantenere assolutamente. Non sono proprio d'accordo con la seconda parte dell'intervento. Invece per quanto riguarda la prima parte, ecco, anche qua vorrei dire una parola, perché non dobbiamo essere catastrofisti. Quello contro cui noi ci battiamo è l'eccessivo età, no, che ci vuole, sia di anzianità che di vecchiaia, che ci vuole per andare in pensione, ma il nostro sistema previdenziale è sostenibile, lo dicono i maggiori organismi non solo nazionali ma internazionali, sostenibile dal punto di vista finanziario. Il lavoratore che ha scritto l'SMS, io lo rassicuro, noi ci batteremo per far sì che non debba aspettare di avere, visto che si tratta di un uomo, 42 anni e 10 mesi di contributi versati per poter andare in pensione adesso, perché poi ci battiamo anche perché questi anni noi come CGIL unitariamente abbiamo fatto la proposta di 41 anni e basta, perché purtroppo pende sulla testa dei pensionati la spada di Damocle dell'aumento dell'aspettativa di vita, per cui aumenta. Su questo noi siamo in campo e ci stiamo battendo. Poi ricordo invece al nostro ascoltatore che attualmente si va in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età. I problemi nascono quando? Quando ci sono carriere lavorative discontinue, per cui un lavoratore magari ha dei buchi contributivi, e stiamo parlando soprattutto di quelli che sono i nostri giovani di adesso, che purtroppo per effetto della crisi che tuttora è imperante, perché posti di lavoro ce ne sono pochi, la disoccupazione giovanile è a livelli altissimi, lo ricordo, è al 40%, sono questi i lavoratori che saranno a rischio un domani, perché questi davvero non riusciranno, con l'età che ho appena citato, con l'età di vecchiaia, non riusciranno ad avere quel minimo di retribuzione di pensione che è richiesta dalla legge Fornero per poter accedere alla pensione. Cioè, questa è
ma è spaventoso, attenzione, sì. Voglio sottolineare perché non è il primo messaggio di questo tipo che arriva, e parlando con persone giovani, anche più giovani dell'età di 37 anni, c'è una visione molto molto chiara. È spaventoso. Perché adesso i giovani sono abbastanza anche disincantati, non è più come una volta, ma questa consapevolezza di sapere che adesso tu paghi i contributi per i pensionati attuali, questo è meglio precisarlo, non è che lo si paga per il proprio futuro ma per mantenere il sistema pensionistico in piedi, se no non ci sta più, ma avere questa amarezza di fondo che per un'interruzione lavorativa, dei buchi, il telespettatore nella fattispecie sua, 17 anni, beato lui, di lavoro continuativo, ma la maggior parte dei giovani... Adesso io volevo dire, no, cioè, è terrificante. Allora, precisiamo alcune cose. Il sistema italiano è un sistema a ripartizione, cioè cosa vuol dire? Che chi è attualmente al lavoro paga, diciamo, i contributi. I contributi servono per pagare le pensioni in essere, così avviene, diciamo, alla ruota. Il nostro sistema è un sistema che è preso, ad esempio, in tutto il mondo occidentale, perché cosa succede in altri paesi? Dove non c'è un sistema di tutela previdenziale, che tu arrivi a 70 anni, certo, non hai nessun trattamento pubblico, e se hai la sfortuna di finire in un meccanismo come è successo in America recentemente, che uno dei più grandi fondi privati si è mangiato il capitale, tu hai milioni di persone che poi devi tutelare dal punto di vista sociale per dargli un trattamento, diciamo, di sopravvivenza assistenziale, mentre noi sosteniamo che il sistema italiano, ma non è che lo dice il sindacato, lo dicono tutti gli studiosi di sistemi previdenziali, è un sistema sostenibile e a costi inferiori di molti altri, diciamo, di molti altri sistemi che... Qual è il punto vero? Il punto vero è che si vuole ingenerare un sistema, un tasso di insicurezza. Questo telespettatore deve sapere, e questo lo diciamo, per noi abbiamo fatto gli studi attuariali, che se uno avesse contributi versati, come dice lui, per 17 anni e continuerà ad avere contributi versati, anche l'attuale sistema che gli calcola effettivamente i contributi versati e non gli ultimi stipendi, come è il sistema che c'era prima, lui ha un trattamento pensionistico che potrebbe arrivare più alto del sistema attuale. Però è cambiato. Perché qual è il punto vero? Il punto vero è che età, defiscalizzazione, decontribuzione, periodi non coperti. Il problema vero ce l'avranno i milioni di giovani che oggi lavorano in nero, non versano i contributi, perché se tu non versi i contributi, un domani non avrai nessun trattamento previdenziale. Questo è il problema vero che oggi abbiamo. O pagati con i voucher. Perché se tu oggi paghi con i voucher, no? Paghi con sistemi dove la contribuzione è 1/10 di quella nei rapporti di lavoro, è un tagliarsi il futuro. Il tagliarsi il futuro. Il problema non è quello. Il problema non è quello. Il problema è che tu devi avere un sistema equilibrato, sapendo che la società invecchia perché questo cittadino da 36 anni, quando ne avrà 67, io gli auguro che sia perfettamente funzionante, ma se non ha un sistema previdenziale che lo copre, lui andrà nell'area della povertà o dell'assistenza. L'area dell'assistenza che comunque gli costa. No, ma il discorso di molti che molti fanno è lasciami tutti i soldi in busta paga e me la faccio io. Dove funziona questo sistema, guardate, dove funziona questo sistema, tu hai una fetta di cittadini che è iperprotetta, che sono una piccola quota. No? E ha invece una quota grandissima di persone che finisce nell'area della povertà estrema perché non ha risorse per pagare, perché anche i sistemi privatistici hanno comunque una piccola quota pubblica, ma è una quota che non gli garantisce la sopravvivenza. Quindi diciamo che questo è un discorso che vale per pochi eletti. Certo, se questa idea
che si afferma è un'idea che pensa che solo il 10% della popolazione sarà tutelata, ma questa è una cosa secondo me socialmente intollerabile. Noi dobbiamo pensare che ci sono milioni di persone che andranno, diciamo, che aumentano, perché il problema che abbiamo noi dell'attesa di vita, che si vive più a lungo, pone problemi dal punto di vista del welfare notevoli, straordinari, e uno Stato, se non vuol finire a fucilate, perché poi finisce a fucilate, e ci sono paesi dove finisce a fucilate, deve porsi il problema di dare risposta alla povertà estrema, perché se uno è povero, non sa dove andare a mangiare, finisce a fucilate. Questa è una prospettiva credibile in un paese occidentale? No, io invito tutti a pensare veramente, tra l'altro, ripeto, il sistema italiano solidaristico è un sistema che nasce nel Novecento e che viene giudicato in modo molto positivo da tutti gli studi sul sistema previdenziale. Chiaro. Torniamo su questi temi, pubblicità, pochissimi secondi, poi rispondiamo anche ad altri messaggi.